Bentrovati, io compro Siciliano Live, iniziamo insieme una nuova settimana e iniziamo dall'arte. Allora vi presento immediatamente l'ospite di oggi, Vincenzo Spinelli, ben arrivato in compro Siciliano Live. Buongiorno Eliana, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Ciao. Vincenzo, tu sei un pittore Sì. nato in Sicilia, hai vissuto la tua infanzia in Calabria, però in questo momento ti trovi a Milano. Partiamo da qui. Sì, perché come dico spesso, comunque sono uno illustratore, mi occupo anche di progetti grafici e quindi ne seguo un paio in questo momento, tra cui uno personale, e quindi di conseguenza mi trovo in questo momento a Milano. E se fuori, lontani dal periodo Covid che comunque sta colpendo tutti quanti, mi è più facile comunque potermi muovere tra Milano e Palermo. In questo momento sono su e per rispetto dei miei parenti giù, delle persone, dei miei amici, non mi sposto, quindi preferisco rimanere sino a quando poi un giorno con più tranquillità si potrà tornare. Ti fa onore questo atteggiamento, questo comportamento virtuoso. È un mandorlo, un ciliegio, cosa hai alle tue spalle? È un mandorlo in fiore. Questo è un acrilico su tela, ma i petali, i fiori, sono materico, sarebbe della cementite ed è a rilievo. In video non si riesce a vedere, però... L'hai fatto tu? Sì, certo. Sì. No, che ne so, metti che eri a casa di qualcuno, avevi dietro un'opera di un amico. No, sono a casa nel mio studio, sì. Sono in studio. Allora, prima di raccontare il tuo percorso, le tue opere, per fare entrare un po' meglio tutti quanti all'interno del lavoro di Vincenzo Spinelli, io voglio chiedere al nostro Nicolò Acquisto, in regia, di farci vedere un video, così conosciamo l'arte di Vincenzo e insieme a lui poi ne parleremo nel corso di questo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Vediamo. Okay. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. She say that I'm cool. I'm like, yeah, that's true. I believe in G.O.D. Don't believe in T-H-O-T. She keep playing me dumb. I'm a player for fun. Y'all don't really know my mental. Let me give you the picture like stencil. Falling out in a drought. No flow rain wasn't pouring down. See, that pain was all around. See, my mode was kinda lounge. Didn't know which way to turn. Flow was cool, but I still felt burned. Energy up, you can feel my surge. I'ma kill everything like this purge. Let's just get straight. Qui abbiamo visto, intanto bellissima la contrapposizione tra la scelta della musica e le immagini che abbiamo visto. Cosa racconti nelle tue opere, Vincenzo? Allora, soprattutto cerco sempre di raccontare, soprattutto nell'ultimo periodo, la Sicilia. Io ho scelto deliberatamente di far comparire subito Isola delle Femmine nel video con la frase "tutto parte da qui". L'ho sempre detto, ho avuto sempre un rapporto molto particolare con Isola delle Femmine, soprattutto quel luogo che stare lì davanti, e soprattutto nei momenti in cui c'è della mareggiata o del vento, che fa sì che le onde si incontrino da destra e sinistra, formando questa schiuma, questo gioco di onde che è bellissimo. Però la magia di quel posto, come dicevamo prima, ricarica. E ho avuto sempre un rapporto molto particolare con questo posto. E un giorno mi sono detto: tu mi dai questa energia e io proverò a trasformarla con umiltà in arte. Ma hai il tuo primo ricordo di questo luogo? Ne hai memoria?
Da ragazzino, allora, io sono legato a due posti particolari, che comunque li ho legati, come dicevamo, ad una storia, perché di fatto il re e regina del mare, che poi diventano queste icone grafiche, che ci ricordano un po' sono- anche le figure delle teste di Moro siciliane. C'è un qualcosa anche di riferimento storico a questi elementi della nostra tradizione? Sì, perché ho voluto adornare le loro teste, le loro, con queste corone, con questi frutti del mare, proprio perché a un certo punto si sono legate, perché la storia di Pana si svolge in Sicilia, quindi dove io poi ho mischiato anche i miti greci, gli dei, che sono sempre invidiosi degli umani in qualche maniera, pur avendo questi grandissimi poteri, però alla fine invidiano, chissà perché, l'umano, comunque, forse per la loro ingenuità, non si sa, però ho legato queste due figure a due luoghi di Palermo, della Sicilia, che uno è l'Isola delle Femmine e l'altro è la zona di Capogallo, dove vi è la torre, si può vedere il mare. E quindi simbolicamente queste due figure, questi due luoghi, nella storia poi si materializzano nel re e regina del mare perché comunque saranno costretti a rimanere lontani pur condividendo ed essendo uniti dal mare. E quindi appunto da qui poi sono diventati re e regina del mare perché la storia non volevo anticipare tanto, però voglio dire Vabbè, prima nella di loro fare lo storia. spoiler, questa storia la leggeremo qualche volta, oltre a vederla attraverso i tuoi dipinti, avremo modo di approfondire un po', è possibile? È un work in progress, ci stiamo lavorando, il lavoro è impegnativo perché comunque bisognerà rappresentare le scene che ho nella testa, perché quindi è tutto un Possiamo work in dire progress. che formato hai scelto? È il graphic novel, dove perché Che è un sì, capolavoro. Quindi, per chi non conoscesse, per chi lo stesse sentendo nominare una graphic novel, è un romanzo a fumetti. un fumetto, sì, però ho scelto il graphic novel perché rappresenta il mio modo di pensare, che è quello di stare sempre nel rispetto di tutti, fuori dagli schemi. La graphic novel in qualche maniera sta fuori dagli schemi del fumetto classico, quindi mi sta piacendo poterla gestire liberamente come voglio io. Quindi sarà molto più fluida, andrà a rappresentare più come io vedo la storia e non come bisognerebbe inquadrarla in un fumetto, con tutto il rispetto per chi ama i fumetti, sono appassionato di fumetti, però le graphic novel in generale in tutto il mondo, ha dato spazio a tanti autori che hanno liberato la loro mente con dei fumetti, con delle storie che sono fantastiche. Questo significa dare la parola anche alle immagini, che è un qualcosa che va oltre il tipo di espressione artistica che fino ad oggi hai utilizzato. Sì, perché comunque è un grandissimo aiuto per chi, come me, ha una mente che lavora per immagini. Magari io non sarò bravo con le parole, non sarò bravo, però il mio modo di descrivere, di raccontare le cose è con le immagini. Infatti, Hai già trovato il tuo copy, il tuo paroliere che ti accompagnerà in questa avventura? è tutto un work in progress, quindi stiamo valutando anche questo, quindi mi auguro tantissimo di poter collaborare con qualcuno che saprà raccontare con le parole le mie immagini, quindi sì, guarda, è un bel lavoro. Guarda, non vedo l'ora, Vincenzo, io mi metto lì in prima linea per vedere, io sono appassionatissima di graphic novel e quindi sono felice di immaginare qualcos'altro che possa venire fuori e metterci dentro tanto anche della passione per la Sicilia, per anche il sud dell'Italia che caratterizza da sempre la tua pittura. Noi guardiamo in qualche istante il video di Io compro siciliano e poi torniamo a parlare con Vincenzo Spinelli.
Lo ricordiamo, è semplicissimo, www.iocomprosiciliano.com, e lì trovate il più grande marketplace del Made in Sicily. Andatelo a visitare perché ci sono sempre prodotti nuovi che vale la pena provare, assaggiare, indossare, c'è appendere, c'è di tutto e di più, come sapete, fra i prodotti realizzati in Sicilia, realizzati e prodotti qui in Sicilia. Vincenzo, torniamo a te, lasciamo da parte questa graphic novel che è un po' questa novità e il tuo futuro, e torniamo un po' indietro al tuo presente, che poi torniamo all'attualità, al tuo presente. Mi chiedo, quando tu, parlavamo prima, anche prima di iniziare questa diretta, non solo Milano, c'è anche Torino nella tua vita, ci sono tante città del nord. Quando qualcuno che non ha mai visto la Sicilia si approccia a una tua opera, riesce secondo te a percepirne l'essenza, capisce che c'è un'influenza di un qualcosa di diverso, o magari in un confronto con te è capitato che ti facessero domande su questi luoghi, magari su Isola delle Femmine o Capogallo, che sono due dei tuoi luoghi del cuore e dell'arte? Sì, allora io qui, come dicevamo poco fa, la Sicilia si vede o non si vede. Quindi sappiamo che comunque i mandorli sono uno degli alberi, delle figure che rappresentano anche un po' la Sicilia. Però se mi sposto un attimo, ho anche i miei... Ma anche in quell'arancio e in quel rosso che c'è intorno a questo mandorlo potrebbero esserci i colori dei tramonti che si vedono dalle coste siciliane. Oh, qui abbiamo agrumi? Sì, sono delle arance, sono astratto come... Sì. Sì, perché io parto da una cosa, che non sono mai rimasto chiuso in un genere, perché raccontare qualcosa vuol dire anche adeguarsi ai tempi. Quindi sì che amo dipingere con il pennello, i colori, ma sfrutto anche l'arte digitale che in questo momento rappresenta un po' non il nuovo, ma qualcosa che ti permette di sperimentare. L'uno non esclude l'altro. Se uno sa No. dipingere col pennello, non per forza deve dire oh no, il computer no, cioè possono coesistere. Personalmente sì, perché comunque avere in mano costante la grafica, sempre in giro, la porti sempre con te, e poterla sfruttare in qualsiasi momento, tra virgolette, è meno ingombrante di avere sempre con te un cavalletto, delle tele giganti, però uno magari è più contemplativo, dipingere direttamente su tela, mi ritaglio i miei spazi qui nello studio, dopo aver raccolto e sperimentato, e trasformo su tela. L'arte digitale invece ti permette di raccontare in maniera più immediata quello che hai nella testa, lo trasformo subito in qualcosa di appunti, che mi permettono anche di poterli gestire nel tempo, fare tanti schizzi, tante idee e poi riassumerle con più facilità. Poi perché nelle mie opere si dovrebbe vedere la Sicilia, oppure con che facilità, credo che sta anche nel chi osserva e quanto uno ama e, tra virgolette, odia in senso pro di amore, perché cioè io, essendo lontano, manca tantissimo. Però credo che, come dicevi poco fa, la bellezza sta negli occhi di chi la guarda. Quindi se te ritrovi un'emozione che hai provato o un luogo ti ha fatto sentire attraverso una mia opera, allora sì, dico ci sono riuscito, perché io provo a fare questo, sono sempre stato attratto dalla magia dei nostri luoghi, della nostra terra, e ne ho umilmente cercato sempre
di trasportare sulle tele c'è stato un periodo in cui intitolavo le mostre con sempre la parola silenzio. Il silenzio dei colori, il silenzio dei tramonti, il silenzio, perché in quel silenzio della nostra terra, in quei momenti in cui i colori si fondono e un tramonto formano o raccontano un'alba o una passeggiata lungo il mare, osservando il mare, è un silenzio contemplativo. Tu ti fermi lì a guardare la nostra terra e io ho cercato di raccontare questi silenzi attraverso i colori. Quindi Vincenzo, ma tu perché stai lontano dalla Sicilia? Perché per fare il pittore bisogna andare al nord o per altre tue esigenze? No, per altre mie esigenze. Non raccontarci, ok. No, tu per dipingere, per essere non c'è bisogno di stare lontano dalla Sicilia, anzi, però no, per esigenze personali. Ma a proposito, quest'anno di tutti chiusi a casa, indipendentemente relativamente, perché tu oggi sei a Milano, mi sembra che da oggi voi siete tornati in zona gialla, tutta la Lombardia. Sì. Però in generale è da un anno che si sta molto di più a casa. Per un pittore, per un artista è più difficile, non potendo viaggiare, non potendo incontrare gente, non potendo vedere un film al cinema, non potendo fare tutte quelle cose da cui immagino magari talvolta vengano fuori anche degli input che fanno partire quella scintilla creativa. È più difficile, oppure chiusi nello studio, c'è più concentrazione e quindi si può produrre di più. Tu come la stai vivendo? Sicuramente la mancanza di percepire, come dicevi, degli input a 360 gradi da qualsiasi direzione è una grandissima mancanza, perché per chi come me sfrutta qualsiasi momento, qualsiasi occasione per dire è l'idea, è il momento, lo sfrutto, limitare la testa dentro le quattro mura è sacrificante. Però torno indietro, ho la fortuna di avere una mente che lavora per immagini, e allora anche osservando un albero lontano, affacciandomi dal balcone, riesco a immaginarmi una storia e a crearne un'immagine o qualcosa. Poi spezzo una lancia anche a favore di internet, i social, che ti permettono comunque di viaggiare pur rimanendo in casa. Batteria quasi scarica. La possibilità di sfruttare Amore, viaggiare in batteria internet, quasi scarica. Quindi va bene. Abbiamo un paio di messaggi, vediamoli insieme prima di salutarci, che abbiamo praticamente terminato il tempo a nostra disposizione, e mi sa anche una batteria per quello che sentivamo. Salutiamo Dario Fontana che ci dice buona settimana, grazie Dario, anche a te, buona settimana. Luca Leonardi ci scrive: talentuoso pittore che ama raccontare la storia della Sicilia e le sue bellezze, attraverso le sue opere riesce a scomporre la realtà, ci stava raccontando un po' di te. E poi John Brandi che ci dice buon principio di settimana a tutti gli amici di Occupro Siciliano. Simo Nicola Spinelli dice buongiorno fratello, sei sempre un grande. E dà un grande abbraccio dalla Sicilia. Simone, ce lo prendiamo anche noi questo abbraccio. Sì, grazie. Questo calore che arriva indipendentemente da dove ci si trovi. Vincenzo, noi siamo felici di averti conosciuto oggi, grazie per averci raccontato la tua arte, il tuo modo di intendere la pittura. Siamo pronti, appena c'è la prima tavola della graphic novel, vogliamo un'esclusiva anteprima, proprio uno scoop. Sì, sicuro, guarda. Grazie Vincenzo, ciao. Grazie a te, grazie a voi tutti quanti. Ciao. E così siamo arrivati al termine di questa puntata del lunedì, ma noi ci ritroviamo domani come sempre puntualissimi a mezzogiorno con un nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Ciao!